significava un po' tradirlo, perché da una parte il francese era sì la versione che ha fornito Darboux, come si deve dire, ma che però l'investimento su una prosa d'arte, una prosa, insomma, era tutto dalla parte dell'occitano, per cui doveva rimanere questa presenza dell'occitano e insomma non si doveva bypassare questa realtà per poi tradurre dal francese, come è più facile purtroppo perché siamo scolarizzati tutti in francese, e che comunque l'occitano conservava dei termini legati proprio al discorso della Camargue, ai Gardian, alle bestie, agli animali, che avevano una loro specificità e che infatti alla fine Rosella ha conservato l'occitano delegando la nota a spiegarvi, cioè lasciare un sapore, qualcosa che rimanesse. Quindi mi è piaciuta questa cosa. E poi Matteo Rivoira mi dice: faresti una prefazione a questa cosa tradotta, La bestia del Bacaresco? Ma come no? Con tanto piacere, perché era una cosa, insomma, un libro bellissimo, affascinante, avevo veramente piacere che una persona avesse anche accettato il cimento di misurarsi con questo libro che è veramente affascinante, ha un fascino discreto perché, ripeto, se tu lo leggi, un po' perché ha saputo essere delicata, ecco, e rispettare, che alle volte le traduzioni sono un po', non dico infedeli, mi piacciono le traduzioni infedeli, però presuntuose, insomma, prendono una deriva, ecco. Invece lei è rimasta lì così ancella, ecco, dell'autore, nel senso buono, e quindi traspare tutta questa qualità della scrittura che era dell'originale. E l'ho fatto tanto volentieri perché io non ragiono per parrocchie, per cui anche se non era una mia allieva, insomma, ho preso subito il telefono, mi sono congratulata, ero così felice di questo risultato. Raccontarvi comunque qualcosa di questa storia che è una storia che è fortemente legata anche all'esperienza umana di vita di Darboux, dell'autore, che nasce nella zona del Bouches-du-Rhône e appunto nel 1874 e che, quando ha compiuto i propri studi, fa già una scelta rivoluzionaria per l'epoca, un po' come la professoressa Longobardi, tutta una storia di rivoluzionari, che è quella di abbandonare la vita borghese di città per andare a fare non proprio il Gardien, ma il Manadier, la Manado e la Mandria, quindi per andare a vivere nella zona della Camargue come proprietario di una grande mandria che veniva poi affidata appunto dei Gardiani, cioè dei mandriani. E in questo è accompagnato da un cugino che è Folco di Baroncelli, che è un personaggio straordinario, che è quello che un po' fa nascere il mito e anche la stessa tutela della Camargue stessa. Erano anni in cui, parliamo appunto degli anni a partire dal 14, 1914 in avanti, non c'era ancora questa sensibilità ecologista che abbiamo o che dovremmo avere noi oggi, e quindi la Camargue così è una zona da sfruttare come tante altre della Francia, come tante altre del mondo. E Baroncelli oltretutto si interessa anche al folklore, alla cultura popolare del luogo, quindi aiuta gli stessi agitanti che vivevano lì a riprendere le loro feste, quindi è una figura veramente centrale nella storia della Camargue, sia da un punto di vista ambientale e paesaggistico che da un punto di vista proprio della storia culturale. E seguendo un po' questo esempio, anche il nostro Darboux va a vivere lì e a seguito di questa sua scelta di vita poi nel 1926 pubblica questo libro. Il libro comincia, si apre
nel 1904, le prime frasi accendono al 1904, poi si arriva al 1912, ma in realtà poi c'è una storia nella storia, quindi dal narratore che riceve come eredità un libro prezioso, un prezioso manoscritto del XIV secolo, comincia una seconda storia che appunto ci porta molto più indietro di quasi 500 anni, sempre nella Camargue, e ci racconta la storia di questo gardien, di questo protagonista che si chiamava Jaume Roubaud, un uomo che aveva una discreta cultura ma che poi per vicissitudini era tornato a fare il gardien, quindi il mandriano, e che fa un incontro straordinario proprio nell'ambiente della Camargue. Quindi pensavo di raccontarvi quella storia leggendo magari qualche pezzettino. Ecco, questo qua è Darbout nella foto, quando in abiti diciamo borghesi, se volete, grazie, forse si vede meglio. Non dormite, Troppo? No, va bene. Okay. In abiti borghesi e qui nell'esercizio delle sue funzioni di manadiere che insomma sta controllando la sua madre. Queste sono le zone ovviamente dove si svolge la vicenda e dove lui stesso ha vissuto. La Camargue penso anche solo per qualche immagine vista su riviste la conosciamo un po' tutti, e queste immagini d'epoca ci fanno un po' capire come possiamo nella nostra testa ambientare la vicenda raccontata. Quindi questo ovviamente sono foto del Novecento, immaginiamoci di andare ancora più indietro a una natura ancora più selvaggia, a questi animali, come sapete, i biou e i cavalli che vivono liberi e selvaggi allo stato brado in questa grande zona lumosa. Ecco qua la vita del gardien, più o meno come poteva essere, nella sua capanna, nel suo capanno, come ho tradotto io. Ed eccolo qua con il suo tipico bastone tridente. Questo non è ovviamente Jaume Roubaud, ma un po' me lo ricorda così. Allora, io volevo cominciare, visto che siete d'accordo, proprio con l'incipit. A un nom de Padre et de Fieu et du Saint-Esprit, a un nom de nostro Dame de la Mare, de nostri Santo, Voi, lo vunge do Mestre Fieu e Santi Menge de Pasco, in la 1417, Ieri, Jaume Roubaud, per un falso nome Grelat, Baile gardien de la manade de bios sauvages battendo robe de maladroi, gli imperiali e l'oriese, hai cominciato a descrivere a queste cartabelle. Quindi racconta la storia di questo Jaume che, dopo aver fatto un incontro straordinario nel 1417, affinché non si perda la memoria di questo incontro che ha fatto, comincia a scrivere questo manoscritto perché spera che lui non ci ha capito molto di questo incontro, non è riuscito a spiegarsi che figura abbia incontrato, non riesce a spiegarsi bene di che cosa si tratti, rimane sospeso spesso tra l'iniziale reazione di terrore, possiamo dire, poi di compassione, poi di stupore nei confronti quando si rende conto del potere straordinario che ha questa creatura, ma spera che un giorno qualcuno che potrà rivedere questo manoscritto, sapendone più di lui, riesca a capire di più, e quindi scrive in soffasente ai voglio marcare premièrement alla commensance da questo pezzo lo signe della cruz. È terrorizzato, quindi vuole inizia il suo manoscritto facendo il segno di croce, disegnando la croce, perché ha paura, quello che ha incontrato è qualcosa che è sospeso, chissà se è una forza del bene, se è una forza del male, ha molta paura. Simbeo de ma rédemption, qu'ainsi entender per Taubia e Soulenne, sus ma part de paradis et mon sort non terme, la clara et piena verità de tout ce che si vincre vie au regate et de tout ce che viei mi riporterà delle ore peccato.
so che hai visto, all'uro d'aro e mai così, ti sta imperiole in causa di regulimento e mai di penso me febbre continuo, cioè quello che ha visto gli ha causato talmente un tale scombussolamento interiore e anche fisico, perché gli ha creato una febbre continua, ricorrerà più volte in questo libro, avrà degli eccessi di febbre, no? Una reazione fisica del corpo a questo incontro scioccante, diremmo. E per esempio trovi l'impossibile d'estarsi per pièce naturale tales d'evenenzo, vuole marcare un inscrit per un saggeo dei tre signi inevitabili, seguire il destin che piede in jour, qu'aucun de mai capable saprà fare profit del scasenzo tanto spantoso. Spero che un giorno qualcuno più capace di me saprà districarsi e spiegare un evento così spaventoso. Quindi comincia proprio con una sorta di invocazione che non è alla musa, come molti poemi, ma è un'invocazione quasi a Dio, cioè mi affido al santo segno della croce prima di raccontare questa vicenda che mi ha spaventato così tanto.